Sono Alessandro Racca e collaboro con Next Aviation Training, che è una scuola certificata par 147 di Mendrisio in Svizzera. Oggi stiamo assistendo al trasferimento di posizionamento di un aeromobile Jetstream che arriva dal Regno Unito. È stato trasportato qui all'inizio dell'anno, depositato presso i piazzali dell'autotrasporti Nicolosi. Oggi lo stiamo posizionando nel luogo dove poi verrà utilizzato dagli studenti dell'Istituto Tecnico di Catania per addestramento quali tecnici manutentori di aeromobili. Questa mattina ovviamente l'aeromobile viene trasportato smontato per ovvi problemi dimensionali in la parte della fusoliera che vediamo qui dietro, nelle due ali, piani di coda, motori e sostanzialmente carrelli. In questo momento abbiamo posizionato come prima cosa la fusoliera nella sua location finale e in questo momento con la gru stiamo trasportando e trasferendo le ali e i piani di coda, posizionandoli in modo tale per cui i tecnici che verranno qui la settimana prossima a rimontare l'aeromobile avranno la possibilità di rimontarlo come un puzzle sostanzialmente. Ecco, è un lavoro assolutamente certosino e tutto deve essere perfetto al millimetro. Beh, assolutamente sì, perché l'aeromobile deve ritornare ad essere totalmente funzionante, a parte i motori che saranno indibiti onde evitare appunto possibili incidenti nell'accensione degli stessi. Tutto il resto degli sistemi dell'aeromobile dovranno essere operativi per far sì che gli ragazzi, gli studenti che ci lavoreranno possano veramente toccare con mano quello che è un aeromobile con tutti i suoi sistemi operativi e con tutte le sue peculiarità. No, è stato abbastanza difficoltoso, vediamo comunque la strada di accesso appena di dimensioni sufficienti per entrare con un bilico, come appunto i due bilici che sono entrati questa mattina, quindi è stato un lavoro assolutamente calcolato, certosino, per il quale dobbiamo ringraziare tutte le persone coinvolte, dagli autotrasportatori, l'Ovalà per l'autogru, Nicolosi, a tutti, perché è stato veramente un lavoro impegnativo ed importante. Sono Maria Rita Astuto, sono un docente, insegno all'ITS Academy di Catania. Cosa insegni? Insegno le materie tecniche del corso di manutenzione per i ragazzi che vogliono diventare tecnici di manutenzione aerea. E in particolare i ragazzi nostri fanno un corso che alla fine li porterà a un percorso che gli permetterà di avere la licenza di B11, cioè tecnico di manutenzione per aeromobili con motori a turbina. Il corso è un corso che si basa su una parte teorica, i ragazzi fanno delle lezioni di materie teoriche, dei moduli, sono 13 moduli con cui si preparano teoricamente per affrontare questo percorso. In parallelo ovviamente avere la possibilità di andare a vedere in realtà l'aereo, andare a parlare di impianti, ad avere la possibilità, solo invece di fare solo un discorso teorico, andare a fare una parte pratica, quindi avere un laboratorio presente, capite bene che è un valore aggiunto per i nostri ragazzi incredibile, e non solo, anche per noi docenti, perché è difficile riuscire a trasmettere le conoscenze basandoci solo su dei libri, invece in questo modo la realtà aiuterà sicuramente i ragazzi a toccare con mano quello che poi un domani andranno ad affrontare nel mondo del lavoro. Il corso di manutentore aereo è sempre più richiesto da parte delle aziende, il tasso di occupazione è altissimo. Esatto, perché diciamo che dopo il Covid le aziende hanno comprato un sacco di aeromobili, ci sono tantissimi piloti perché è una carriera che magari ai ragazzi affascina tantissimo. Quello che mancano sono i manutentori, è incredibile, ma purtroppo è una realtà che non si conosce tanto, non so per quale motivo, e cerchiamo comunque di diffonderla, perché è un lavoro in ogni caso bellissimo, un lavoro fondamentale. Ci ricordiamo che senza il manutentore un aereo non può volare, ci possono essere i migliori piloti, ma di fatto quello che serve è qualcuno che faccia una grande attenzione, faccia un lavoro che è molto molto importante, in quanto capite bene che la manutenzione di un aereo è una cosa fondamentale per garantire la sicurezza dei voli. Che cosa vogliono dire ai ragazzi che si vogliono avvicinare a questa splendida professione? È una professione bellissima in quanto
piena di responsabilità sicuramente, ma piena di grande soddisfazione, perché capire che da noi, da loro dipende la sicurezza di un volo, dipende la vita delle persone, e su di loro si affidano i piloti, su di loro si affidano tutti quelli che diciamo, gestiscono i voli che quotidianamente avvengono, è una grande diciamo, responsabilità per i ragazzi, ma una grande soddisfazione, e c'è tantissima richiesta in questo momento, e diciamo, avvicinarsi a questo mondo è abbastanza facile, anche se ovviamente il percorso è un percorso che deve essere fatto con serietà e determinazione, perché la sicurezza è fondamentale per quanto riguarda i voli che vengono effettuati ogni giorno.